Va ora in onda Dentro la notizia, a cura di Manuela Gaio. Belluno è conosciuta per essere la città splendente, termine che le è stato attribuito dai Celti per la bellezza del paesaggio che la circonda. Ed è di Belluno che oggi parliamo. Scopriamo insieme la guida Belluno Città Splendente, storia, architettura, arte. Questa è la nuova edizione, l'altra infatti risale all'84. Per parlarci di ciò abbiamo in studio Don Sergio Sacco. Ben trovato. Grazie. Allora, Don Sergio Sacco, per chi non lo sa, presiede l'Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali. Sono passati 40 anni, Don Sergio. C'era bisogno di rivisitare. Bisogno. Certo. Infatti la guida rossa dell'84 rimane sempre una pietra miliare, quindi da conservare, perché ci sono tanti particolari che segnano la storia della nostra città. Questa invece è più moderna, diciamo, senza negare il passato, ma è più moderna. Quindi sono due cose che si compensano una con l'altra. Io dico sempre tenetele tutte e due, una accanto all'altra. Sono due che vanno d'accordo. Anche hanno tutte e due la copertina rossa, per cui la prima si chiamava copertina della guida rossa e adesso chiamiamo la copertina della città splendente. Certo, sono passati 40 anni. Com'è cambiata Belluno in questo tempo? È cambiata molto perché dal punto dobbiamo chiarire un concetto. Il cambiamento è di due tipi, quello che si vede e quello che non si vede, cioè il volto di Belluno e l'animo di Belluno. Il volto di Belluno è cambiato perché le cose che ci sono, quindi i palazzi, le chiese, le strade, le piazze, le fontane, tutte hanno visto una nuova verniciatura, un nuovo modo di vedere, una nuova luce. E questo è importante perché uno che fosse venuto 40 anni fa avrebbe trovato sì i numeri delle porte delle case uguali, però le facciate, le porte, le finestre e il resto sarebbe cambiato, perfino le tinteggiature. Quindi se uno guarda la città oggi la vede diversa da quella che era 40 anni fa. Per questo abbiamo sentito il desiderio di rinnovare la guida, no? In maniera tale che coloro che la prendono in mano possono riconoscersi, no? Altrimenti dovrebbero dire: ma dove siamo qua? In un'altra città? No, siamo nella stessa città ma un po' rimodernata. Ecco, mi ha colpito la frase che ha indirizzata ai bellunesi in modo particolare, perché forse si è perso un po' d'occhio, no? La nostra città. Sì. Anche tanti luoghi che magari una volta erano di culto, luoghi visitati, ora sono sottovalutati e si perde di vista forse proprio le nostre radici. Certo, dunque parlando di questo spirito nuovo che c'è nella guida, dobbiamo dire due cose. Il volto, abbiamo detto, è un po' rinnovato, ma l'animo è rimasto attaccato all'antico. Faccio due esempi. Io vado giù per via San Lucano, vado a trovare il vescovo che abita lì, ma lì di fronte del vescovo c'è una piazzetta dove c'era una chiesa, la chiesa di San Lucano. E la chiesa di chi? Della confraternita dei ferraioli. Confraternita che ha avuto una vita difficile perché i grandi ferraioli o lavoratori del ferro che erano sull'Ardo non si degnavano di venire davanti al vescovo e quindi andavano per conto loro. Però questi hanno avuto una grande importanza perché hanno tenuto la memoria di questo luogo che era il luogo di nascita di coloro che si occupavano del ferro. Altro esempio che io posso fare, ma anche altri si capisce, è quello di Sant'Andrea. Sant'Andrea era una chiesetta davanti a dove adesso è la provincia e si chiamava Sant'Andrea perché originariamente era Sant'Andrea. Poi lì è stata introdotta anche la venerazione della Madonna, è diventata la chiesa della Madonna che noi abbiamo ancora adesso. E lì questa chiesa era così frequentata che le pareti
che non era proprio grandissime, ma erano grandi, erano completamente coperte di ex voto. E questi ex voto, nel numero di 360, sono stati portati per la metà, sono stati portati in museo civico, e quindi si può vedere la spiritualità di quella gente, e altri sono stati dispersi con le guerre. Però il ricordo di Sant'Andrea e della chiesa della Madonna, che noi abbiamo ancora al giorno d'oggi, è presente. Quindi noi vediamo che c'è un ricordo di queste località. La sto ascoltando attentamente perché tante di queste cose io, lo ammetto, non le so, quindi dovrei leggermi bene questa guida rossa per essere proprio, per scoprire anche la città in questi particolari, no? Esatto, noi al giorno d'oggi vediamo un certo numero di chiese, diciamo tra parentesi, alcune poco frequentate, è vero, ma c'è un certo numero di chiese. Una volta le chiese erano molto più numerose, voleva dire che ogni confraternita di lavoratori, noi chiameremo ogni classe, aveva la sua chiesa, quindi c'era l'unione del lavoro, del futuro e della religione. E queste chiese erano veramente importanti. Qualcuna delle chiese erano anche un po' paurose, diciamo. Voglio ricordare la chiesa del castello. Noi sappiamo che il castello di cui adesso rimangono i ruderi sono vicini alle poste. Lì all'interno c'era un bel cortile abbastanza grande con una chiesa dedicata a Santa Giuliana. Questa Santa Giuliana per noi non dice niente, ma era la chiesa, pur piccola, dove venivano custoditi l'ultima notte i condannati a morte. E sì, erano lì, aspettavano con l'assistenza di sacerdoti e di un laico tutta la notte, aspettare che venissero quelli della processione, che poi andavano su e lo portavano su in piazza Campitello, doveva essere Campitello, e venivano impiccati. Allora noi quando vediamo queste chiese pensiamo alla differenza di vita che c'era una volta al giorno d'oggi, mai più si farebbe una cosa del genere, un'impiccagione davanti a tutti. Mamma mia, tragico. Allora le nostre chiese raccontano di una spiritualità viva, ma un po' diversa dalla nostra. Certo. Allora questo libro potrebbe essere indirizzato alle scuole? Ecco, noi abbiamo un pensiero di fare un po' di propaganda nelle scuole, diciamo propaganda, di introdurre questo libro nelle scuole, perché lì il libro ha 3 introduzioni molto lunghe. Una di storia della città di Belluno, per cui uno percorre i secoli della nostra città, una di architettura, per cui può vedere quali sono le emergenze culturali, e una invece è tipicamente di storia, diciamo, storia dell'arte. Allora, storia dell'arte, noi vediamo che ci sono dei capitelli, per esempio, io quando passo via giù sotto la prefettura guardo sempre quel colonnato, perché su sopra ci sono dei capitelli istoriati bellissimi, nessuno ci fa caso, è il caso di vederlo, sono dei tesori che noi abbiamo. Certo. Per questo la nostra guida vorrebbe introdurre a questo gusto di ricercare. Sono d'accordo, anche perché un tempo le scuole si occupavano di questo, cioè si partiva dalla città in cui vivevi, no? Per conoscere la storia e gli aspetti culturali. Oggi forse vengono un po' snobbati questi lati. Sì, vengono snobbati perché ci sono dei programmi ministeriali che uccidono. Noi dobbiamo, io dico noi insegnanti, dobbiamo seguire il programma che il governo ci dà, il ministero ci dà, e non possiamo, se non sgattaiolare fuori, non possiamo fare delle cose. Io ho insegnato storia dell'arte e andavo a portare i miei ragazzi a vedere ora come erano le basi delle colonne, ora come le case erano più sollevate rispetto alla terra e varie cose. Ma tutti mi dicevano, ma tu perdi tempo, invece che cosa rimaneva? Allora guardando la città, guardavano, ecco questa casa è rialzata rispetto alle altre, questo aveva una colonna e adesso non c'è più. E avanti di questo passo c'era un ricordo scritto nelle pietre di quello che era la città.
Per quello che Sono d'accordo con lei, comunque i ragazzi hanno bisogno di vedere, di toccare più che di devono scoprire, no? Esatto. E purtroppo questa cosa dobbiamo dire che oggi manca all'interno delle scuole, bisogna proprio spingere alle uscite, a far vedere proprio Ma questa lì bella i programmi, città. sono i Lo programmi che capisco, ci strangolano. certo. Chi sono gli autori di questo libro? Allora gli autori sono 5, 2 storici dell'arte, 2 storici sic et simpliciter e un architetto. Allora io non faccio i nomi perché coloro che non li conosco certamente non dicono, i loro nomi non dicono niente, ma sono persone veramente valide, e lo possiamo controllare, cioè attestare, guardando la bibliografia che loro hanno aggiunto. Dunque una bibliografia di circa 30 pagine soltanto su Belluno, e a fine di ogni nota, di ogni voce, diciamo, c'è la bibliografia relativa. Quindi vuol dire che il criterio è stato scientifico e che coloro che hanno lavorato, anche se noi non facciamo i loro nomi, sono veramente gente notevole, importanti. E quanto tempo ci vuole per fare un libro del genere? Noi siamo partiti con la prima idea di rifare, quindi nel 14. Quindi ci abbiamo impiegato 8 anni. E d'altra parte ci voleva, perché ci siamo accorti che se vogliamo essere aggiornati e non uscire già vecchi, dobbiamo continuamente aggiornare finché abbiamo detto a un certo momento basta. Allora noi abbiamo messo questo basta alla fine dell'anno scorso, ma fino ad allora l'aggiornamento è continuo, è stato continuo, e quindi siamo contenti anche per questo, perché non offriamo un prodotto che nasce già vecchio, insomma nasce contemporaneo a noi. Sono 432 pagine, lei diceva un bel tomo, Sì. Però io credo che sia anche, si sta avvicinando il Natale, un bel regalo di Natale, una bella strenna, no? Sì, io vorrei che questa idea avesse da diffondersi, cioè che la gente avesse questo è un tesoro unico, non lo trovo da altre parti. Trovo magari un trattato di storia dell'arte in cui si parla anche di questo, però specifico di Belluno, storia, arte e architettura è solo questo. Quindi non è una guida, è un compendio di storia e di conoscenze su Belluno. Pertanto sarebbe bello che la gente, anche non le scuole, perché le scuole sono vincolate, come dicevo, ma la gente anche comune avesse da prendere in mano. Certo. Io penso anche, ho fatto degli esperimenti, no, mandando a qualche mio conoscente che è in Italia, per esempio a Verona oppure anche più in giù. Hanno gradito moltissimo perché rivivono le loro radici, e quindi io credo che sarà una bella cosa se questa idea che la guida non è una guida ma è un compendio di cose che riguardano Belluno, è come uno scrigno, possiamo dire, questo scrigno noi vediamo tante cose che brillano e dietro a questo sentiamo il suono del passato, della sua storia, della sua anima. Dove lo possiamo trovare questo libro? Possiamo trovare in tutte le nostre librerie qui, perché tutte stanno chiedendole proprio molto forte, ne portiamo continuamente, e vogliamo distribuirle anche un po' nelle biblioteche di tutto il Veneto, perché è chiaro che io ricordo della guida rossa, noi avevamo della gente che le aveva introdotte anche nella biblioteca statale degli Stati Uniti, quindi era richiesta anche lì, e spero che qualcosa si possa fare anche in quello, cioè i nostri, ma anche le istituzioni culturali che sono sparse in Europa. Ecco, Certo, diciamo. noi siamo molto ascoltati, no, all'estero con i nostri emigranti. Se volessero questo libro, a chi devono rivolgersi? Devono rivolgersi a me, cioè all'Istituto Bellunese, che lo mandiamo volentieri, ma molto volentieri. E io direi anche questo, credo che Marco abbia parlato di un certo deposito che viene fatto qui. Se ci fosse qualche gruppo che invece di aspettare e ordinare poi potesse prendere solo su, ecco, noi saremmo contenti. Però questa è una roba organizzativa che la vedete voi, insomma, questo è un mio auspicio.
Don Sergio, è stato un piacere averlo qua in studio e mi auguro davvero che magari più avanti ci sia anche una nuova edizione tra 40 anni, così continuiamo. Ecco, io Facciamo ringrazio la della- terza guida rossa. Ecco. Visto che oggi si parla sempre di trilogie, magari anche questo potrebbe diventare una trilogia, no? Ai posti di l'ardua sentenza. Certo, e così chiudiamo. Eh? Don Sergio, grazie mille Bene. per essere stato con noi, buona giornata. Auguri ai vostri ascoltatori. Avete ascoltato Dentro la notizia, a cura di Manuela Gaio.